Buon pomeriggio, benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta. Il giovedì è la giornata in cui usualmente parliamo anche di questioni che hanno a che fare con il sociale, questo faremo nella prima parte. Nella seconda parte sarà con noi l'attrice Isabella Russinova, che tra l'altro ultimamente è stata inserita nel catalogo della mostra Marianne Italiane. Poi è un po' un controsenso perché la Marianna sarebbe più francese, ma insomma ne parliamo poi con Isabel che ci racconterà anche altro logicamente. Nella prima parte siamo in compagnia di Alfredo Sidari, che è il presidente di Azzurra Associazione Malattie Rare, e di Roberta Vlachov, che è componente dell'associazione, per parlare innanzitutto di un incontro, di un convegno che si terrà il prossimo 11 di febbraio alle ore 11 in Regione, nel salone grande, nel salone di rappresentanza, per celebrare i 25 anni appunto dell'associazione Azzurra Malattie Rare. 25, a me piace molto da un po' di tempo a questa parte storicizzare, cioè ritengo che per capire meglio anche l'importanza di determinate associazioni, di determinate realtà, bisogna anche andare un po' indietro, a ritroso, e partire proprio da, in questo caso, 25 anni fa. La domanda quindi può essere: perché nacque Azzurra 25 anni fa? Grazie. Per ricordare è un momento un po' particolare e difficile per me tornare indietro, ma lo devo fare. È la mancanza di mia figlia, quindi questa cosa qua, la mia esperienza volevo che non andasse perduta, e quindi spendendo il nome di mia figlia volevo aiutare un'altra bambina e tutte le bambine e le famiglie che all'interno hanno qualcuno con malattia rara. E non c'era in quegli anni, in quegli anni non c'era niente. Associazioni, non c'era niente. Non c'era niente sulle malattie rare, siamo stati i primi, e difatti anche si parlava in letteratura, non esisteva niente sulle malattie rare, quindi sono stato un po' il pioniere. Anche perché c'è l'abbiamo detto più volte, ma è il caso di ripeterlo, le malattie rare hanno anche questa, come posso dire, c'è una doppia gravità, se mi è consentito. Uno è la malattia stessa, l'altra è il fatto che, essendo una malattia rara, come dire, la ricerca è un po' limitata, perché dicono nel momento, se è rara sono pochi, eccetera, ed è qualcosa di abbastanza agghiacciante per certi aspetti. Specie se poi parliamo di bambini, ancora di più. Specie se parliamo di bambini. Lì è cambiato qualche cosa oppure? Sta cambiando moltissimo, se posso sì, prego. dire. E quello che mi piace tantissimo di Azzurra, dell'attività di Azzurra, che aiuta ad aiutare le famiglie e soprattutto i caregiver, le persone che vivono, che dedicano la propria vita ai familiari, ai ragazzi, ai bambini e ai ragazzi, ma che poi diventano adulti con malattia rara, è il fatto di avere questo link costante, continuo con chi fa ricerca, soprattutto ovviamente all'interno della struttura dell'IRCCS Burlo Garofalo di Trieste. Ricercatori che, ricordiamo, dedicano la loro vita alla ricerca proprio per sollevare le famiglie, trovare delle soluzioni, delle risposte che molto spesso i genitori, atterriti, spaventati, non sanno da che parte girarsi, non sanno che strada intraprendere. I medici e il personale del Burlo aiutano moltissimo, ma le associazioni come Azzurra, ricordiamolo, sono di supporto fondamentale, proprio per riuscire a dare sollievo alle famiglie. Allora, andiamo un po' a raccontare intanto quello che sarà l'appuntamento dell'11 di febbraio, dove accanto ai saluti istituzionali poi ci sono 4 momenti di discussione, di studio, insomma, no? La mia intenzione è quella, prima di tutto, di ringraziare tutta la cittadinanza, perché da 25 anni a questa parte io sono stato un po' l'ideatore e promotore, però chi mi ha aiutato è stata la cittadinanza, cioè tutti quei soldini che noi abbiamo raccolto in questi anni qua sono stati riversati sulle famiglie e sulla ricerca, ma questi soldini arrivano da varie realtà cittadine.
che possono essere i mercatini che abbiamo fatto con nonno Berto, che possono essere iniziative sportive, che possono essere oggi come oggi questi lasciti, che veramente è una cosa molto utile che serve per continuare, diciamo, a sostenere le famiglie. Allora, faccio io, do un attimo l'elenco degli interventi. Si parlerà appunto di come in 25 anni siano cambiati. Siamo tutti qua in redazione, è un abbaio continuo. Io chiedo scusa ai telespettatori, ma del resto dovrei portarmi una caraffa d'acqua continuamente. Allora, come sono cambiate diagnosi e terapia in 25 anni? Ne parlerà il professor Alberto Tommasini. Dal prendersi cura alle terapie di precisione, la dottoressa Irene Bruno. Il professor Paolo Gasparini parlerà di screening neonatali, stato dell'arte e prospettive. E infine la dottoressa Gortani, il dottor Amadeo e la dottoressa Urban parleranno di transizione dall'età pediatrica alla medicina dell'adulto. E questo è un po' il problema, perché ricordiamo sempre che, vero Alfredo, quando un bambino che poi diventa ragazzo arriva ai 18 anni, c'è un momento di interregno, il passaggio dalla medicina pediatrica a quella degli adulti, che crea dei problemi, ed è per questo che Azzurra aiuta anche nella transizione. Infatti, oltre ad essere di supporto al Burlo, ci sono state e continuano a esserci anche delle donazioni importanti per macchinari a vari reparti dell'ospedale di Cattinara, con cui Azzurra collabora. Ho capito, e questo è parte dell'attività. Sì. Allora, questo per quanto riguarda il convegno. Poi dopo, logicamente, l'attività di Azzurra continua, verrebbe da dire indipendentemente dal compleanno, insomma, anzi. Sì. Dovrebbe continuare. Come dovrebbe continuare? Dovrebbe continuare. La difficoltà è appunto racimolare sempre questi soldini, che un tempo era forse più facile, insomma. Oggi... chiedo scusa, so che è un argomento un po' difficile già da avvicinare, però io mi ricordo che una volta, forse persino con una certa morbosità, mettiamola così, si andava a leggere sul piccolo il trafiletto dell'elargizione. Sì, è vero. Non c'è più. È vero, non c'è più. No. Ora, per l'amor di Dio, ripeto, c'era una curiosità morbosa forse anche, no? Perché poi si vedeva anche quanto uno dava. Però serviva da traino e da esempio. Questo è che... Vero? Non c'è più, perché deve essere stato cancellato quell'accordo che era tra la Cassa di risparmio, oggi Unicredit, diciamo, del piccolo. Non vorrei che sia anche un discorso che riguardi la privacy, perché probabilmente ho paura è entrato anche che quello. possa essere... Questa privacy un po' danneggia, dai. Danneggia, ma perché, aiuta. Perché essere generosi con gli altri... Ecco, mi chiedevo anche questo, no? Nel senso, manca quel... Sì, è una cultura del dono che non è così sempre florida come si pensa e si spera, e quindi noi facciamo spesso un po' di fatica, ecco, soprattutto a vedere che ci sono dei canali ben aperti. Azzurra, per volere giusto e assolutamente corretto di Alfredo, non è una di quelle associazioni che ama molto mettersi in mostra, però oggi noi sappiamo quanto sia importante, ed è per questo che anche vogliamo ringraziare la Regione Friuli Venezia Giulia, il Presidente Fedriga in particolare, perché si è offerto di farci da padrone di casa a casa sua. Ci ha aperto le porte proprio perché tiene al discorso che Azzurra possa crescere sempre di più, ed è per noi importantissimo. Allora, io in realtà avevo fatto la domanda precedente, quella appunto sull'attività continua, non tanto per introdurre questo argomento qua, ma per parlare di tutta una serie di iniziative. Ma iniziative ci sono, infatti ecco. Roberta mi sta spronando, ecco, abbiamo ripreso la rivista. Questa iniziativa è una cosa molto importante, perché, diciamo, riusciamo a pubblicare tutte le nostre attività, e questo appunto era un po', diciamo, stato sospeso per qualche anno. Abbiamo dato una nuova forma, lei è diventata la nostra giornalista ufficiale, e quindi in questa maniera potremo essere più vicini alle persone. Siete anche in buone mani. Siamo anche in buone mani, sì. Poi abbiamo rifatto anche, diciamo, il sito, che anche là, diciamo, è stato sospeso, perché, diciamo,
Anche questo diciamo, è una parte importante, perché riprendere diciamo, i contatti con il sito, oggi, come oggi i giovani ci vivono anche con questo. Anche i social devono essere ulteriormente implementati, proprio perché sappiamo che c'è questa necessità. Sì, poi c'è questa immediatezza della ricerca, anche di capire dove devo, eventualmente dove devo telefonare, dove devo muovermi, eccetera. Dobbiamo far sapere come farci raggiungere molto spesso. Sì. E sicuramente iniziative come queste, e anche il fatto di essere qui da voi oggi, ci aiuta e aiuta i bambini, per cui grazie. Laddove invece c'è un aspetto che volevo trattare, e che, per dire la verità, come diceva Roberta, ormai rappresenta parte del lavoro di parecchie associazioni, che è appunto il concetto del caregiver. Sì. Cioè, se fino a una decina d'anni fa, diciamo così, la maggior parte del lavoro delle associazioni, la maggior parte delle iniziative che le associazioni appoggiavano o che appunto sperimentavano riguardavano fondamentalmente la persona con il problema, adesso da appunto una decina d'anni più o meno a questa parte c'è un focus anche su chi si occupa della persona che sta male, soprattutto quando, credo nella maggior parte dei casi, si tratta dei familiari, certo. Perché appunto quantomeno il familiare è il primo caregiver, è anche un caregiver per certi versi inconsapevole, perché non sa che lo fa di default, lo fa perché sì, diciamo, perché è un tuo pezzo di cuore. E lo fa anche, questo lo dico spesso perché per certi aspetti anch'io ci sono passato, lo fa anche oltre il possibile, no? Certo. Perché il ragionamento che si fa è: finché posso, certo. Ci penso io. In realtà ci pensi anche oltre il possibile, perché di sì, perché non è semplice. C'è il problema del dopo di noi per tanti genitori che hanno... Ecco, e in questo caso, appunto, se per chi si occupa di una persona anziana è magari abbastanza duro ragionare sul fatto che indietro non si torna e che però comunque poi dopo il problema si risolve, finisce. Laddove invece per chi ha a che fare con un bambino, eccetera, sa che poi, che adesso detta così è tremenda, me ne rendo conto, sa che finisce lui prima che finisca il problema. Noi questo argomento l'abbiamo già trattato nel 2005. Ah, subito? Quindi. Subito l'abbiamo trattato, e di fatto abbiamo avuto un finanziamento dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Quindi subito l'anno dopo, diciamo, è intervenuta la Fondazione CR Trieste, che ancora oggi per 20 anni sta, diciamo, sostenendo questo nostro progetto, il quale viene anche, diciamo, copiato, e noi siamo ben felici che appunto che queste famiglie possano avere questi aiuti. Diciamo anche di che cosa si tratta. Il progetto 4 Passi comprende gli aiuti finanziari dati alle famiglie, che con quei finanziamenti possono pagare una persona specializzata ovviamente ad accudire i propri cari, e per dar sollievo a loro stessi e poter semplicemente uscire di casa. Sì, a ricaricarsi. Esatto, perché qualche volta non si pensa al fatto che il caregiver non ha mai tempo per sé, ma neanche per le cose minime. Io mi ricordo proprio la mamma di cui parlavamo prima, che mi diceva, perché l'avevo intervistata per la nostra rivista, mi diceva: io non posso fare una doccia se qualcuno non viene in casa con me, perché il figlio, essendo attaccato a un respiratore, aveva bisogno di cure costanti e continue. Lei dormiva con lui, ovviamente, sì. E diceva: io non posso chiudermi in bagno e farmi una doccia. E tante volte le persone non pensano al ruolo del caregiver. Oggi, ricordo, si sta lavorando su una legge, ma questa legge sta andando avanti con una lentezza incredibile, perché ci sono 1000 gabbole che continuano, e ho la fortuna di far parte dell'Osservatorio Nazionale per la Disabilità e quindi partecipo a questi lavori a Roma, però vedo che le famiglie che sono lì chiamate a portare la propria esperienza sono stanche di lavorare a un progetto che deve andare avanti assolutamente in maniera più veloce.
E Azzurra ci pensa da tanti anni, da 20 anni oramai. Su questo ci sono altri paesi a cui guardare, o è un problema come dire, complessivamente complesso? A livello europeo ci sono delle realtà migliori. Immagino no? Svezia. Sì, ma non sempre, non sempre. Noi, incredibile, ricordiamoci sempre che per certe cose siamo stati un paese speciale, all'avanguardia. Penso appunto allo studio, alla scolarizzazione dei ragazzi e dei bambini con disabilità, che sono integrati nelle scuole, mentre ricordiamo che in alcuni paesi dell'Europa ci sono ancora le scuole speciali, per cui sono messi da parte. Se mi è permesso intervenire, siamo divisi anche da regioni, cioè noi forse siamo all'avanguardia, mentre magari dalla parte altre regioni non ci sono ancora arrivate, questo è anche, diciamo, un dispiacere. Certo. Però dobbiamo fare velocemente, fare velocemente per aiutare, anche perché noi aiutiamo, però sembra sempre una goccia nel mare, no? Certo. Sì, perché poi... Questo dunque è il progetto 4 Passi, esatto. Che appunto consente questi momenti di sollievo. Poi c'è il progetto Curare. Poi c'è il progetto Curare che è appena iniziato, che anche qua, diciamo, dobbiamo un attimino trovare i fondi, perché la cifra che abbiamo adesso ricevuto è un po' bassina, insomma 5.000 euro vengono spesi immediatamente, insomma, no? Noi, diciamo, abbiamo in piedi, come si può dire, un gruppo di professionisti, ci appoggiamo delle cooperative, quindi abbiamo dei medici, dei infermieri, logopedisti, fisioterapisti, e tutto questo, diciamo, con un costo di mercato che, diciamo, non è cosa da poco, insomma. Certo. E allora logicamente dovremo reinventarci, ripresentare progetti continuamente, sperando di racimolare. Il progetto Curare di per sé che cosa prevede? Ma il progetto Curare è anche questo qua, dove interviene, diciamo, cioè sempre nel campo della famiglia, perché una mamma è, diciamo, impegnata a tempo pieno, insomma 24 su 24. Il servizio a 4 passi sono 16 ore al mese, è sempre poco. Sì, certo. Quindi dobbiamo riempire almeno, cioè, quelle 8-10 ore al giorno. Insomma, anche almeno... nella terapia, no? Esatto, Giusto? sì. Ecco, anche perché c'è poi a me secca un po', ma bisogna parlare anche di queste cose, perché in alcuni casi le situazioni sono veramente gravi, nel senso, sappiamo per chi non è, diciamo, colpito in famiglia o eccetera, può avere un'idea molto vaga anche di quello che significa determinate cose. Noi in questi 25 anni abbiamo conosciuto tantissime famiglie. Seguiamo i casi più gravi, gravissimi, perché altrimenti non ce la facciamo, diciamo, con queste cifre. Per questo chiediamo un aiuto alle istituzioni che si prendano carico, come si diceva già qualche anno fa, che però, diciamo, questo carico non è tanto pesante. Si può fare di più. Ma tra l'altro si può fare di più è meglio. E credo anche, adesso è facile intuirlo dalle caratteristiche stesse, una malattia rara è anche molto spesso, cioè significa che non c'è una procedura standard. Assolutamente. E quindi appunto Perché ricordiamo che oltre alla ricerca poi ci sono le varie applicazioni, le sperimentazioni. Quando poi un farmaco o un trattamento viene ammesso alla sperimentazione, sei già molto avanti, però sono passati anni. Certo. Sono passati anni in cui le famiglie, specialmente con bambini molto piccoli che sono affetti da malattie rare che non si sanno come approcciare, aspettano notizie ogni minuto, ogni momento, non anni, e quindi già un anno sembra un tempo interminabile. E poi credo che ci sia anche un altro problema, adesso non vorrei come dire, fare un elenco, però le realtà quelle sono, perché non è improbabile che questa situazione dove in una famiglia c'è un bambino o una bambina che ha bisogno di attenzioni particolari, poi dopo, qualora vi sono dei fratelli o delle sorelle, c'è anche un altro problema che il bambino piccolo capisce da un certo momento in poi, ma credo, insomma, penso sia qualche cosa di assolutamente devastante, insomma. Sì, perché i fratelli molto spesso accompagnano, no? I bambini, e si caricano in maniera precoce di responsabilità molto pesanti. Anche questo, su questo Azzurra lavora da sempre, proprio per riuscire a dare quel supporto, che significa anche
svagare anche la mente e riuscire a vivere quella quotidianità di gioia che qualche volta può venire a mancare, anche se, e Alfredo più di tutti è il nostro esempio, la forza, l'energia e la determinazione di queste famiglie è... Immagino che uno pazzesca. dopo scopra anche di avere delle, come posso dire, delle riserve interne di tigna, che non immaginava di avere, insomma. Esatto. Grazie per la ricarica. È vero. No, perché immagino che sia così, insomma. Ma io ho conosciuto Alfredo più di 20 anni fa e devo dire che la sua determinazione, forza, la sua energia, che poi è contagiosa perché sa contagiarti, no? Ti sa dare motivazione e voglia di fare, non è mai scemata, anzi cresce di anno in anno. E lui comincia a dire, ma io magari non me la sento tanto, eccetera, in realtà fa 10 volte di più di quanto... Anche perché poi dopo l'associazione si anche identifica con lei, no? Assolutamente. Sì, beh, certo. Lui è il papà di Azzurra, oltre che il presidente. C'è questo forse è un altro punto da sottolineare. Per quanto riguarda appunto le associazioni, eccetera, anche il volontariato, qui entriamo poi perché il nostro paese è riuscito a rendere una giungla anche il volontariato, ma questo è un altro discorso, come diceva il barman di Irma la Dolce. Esatto. C'è la necessità, noto, perché me lo dicono tutti, di un cambio di generazione nella, come posso dire, nella gestione, anche nel coinvolgimento proprio. Questo è difficile, no? Lo dicono anche a me. Però è difficile questo, no? Immagino. È difficile, cioè per esempio non c'è più quella cultura, si può dire che un tempo si andava in pensione a 50 anni e chiaramente uno a 50 anni ancora giovane poteva anche riprendere un'attività. Qui ha toccato un tasto che secondo me è abbastanza fondamentale, perché è vera anche un'altra cosa, che da qualche anno a questa parte è vero che si va in pensione più tardi, quindi si ha non meno tempo, non si ha tempo per dedicarsi ad altro, anche perché tu continui a lavorare mentre invecchi e quindi sei anche stanco. Adesso voglio dire, me ne rendo conto anch'io che non sono quello di 10 anni fa. Ed è vero anche che molto spesso i nonni, che possono essere quelli per certi aspetti più come disponibili a tutto questo, devono anche occuparsi più dei nipoti di quanto succedeva 20-30 anni fa. Quindi è un sistema che per certi... non è neanche un sistema, perché se fosse un sistema ci sarebbe una regola. Diciamo che è una realtà... E delle tutele. Diciamo che è una realtà che andava avanti da sola, che è andata un po' in tilt, perché così, insomma. No? Al momento mi ritengo che siamo un'associazione ancora, diciamo, vecchio stampo, e posso dire che siamo tutti volontari. Questo non so se un domani sarà più possibile, perché i giovani che affluiscono, diciamo, a fare i volontari non sono considerati volontari perché hanno bisogno di guadagnare. Quindi questa parola volontariato sta trasformando, come si può dire, stiamo diventando questo terzo settore? Privato, pubblico, terzo settore, ma terzo settore sono pagati. Esatto. Io questa intenzione non la vedo, non la recepisco. Sono nato volontario, rimarrò volontario. Noi siamo una ventina di volontari, siamo tutti iscritti nel registro dei volontari e nessuno di noi percepisce, né dal direttivo, né da chi è in ufficio, né da chi fa i mercatini. Quindi questo è il vero volontariato. Forse siamo una delle ultime associazioni che siamo ancora tutti volontari. Forse anche vero dopo che in alcuni casi il volontariato viene visto, adesso io non vorrei esagerare, non come una sorta di missione, ma un conto è fare il volontario in questo tipo di realtà, un conto è fare il volontario, posto che poi l'impegno è comunque un impegno, quindi alcuni possono essere, come posso dire, più strutturati per dare una mano in determinati settori e
possono non farcela a dare una mano in altri settori per tutta una serie di ragioni. Però è anche vero che aver messo nel grande calderone del volontariato tutte e tante cose dissimili per scopi eccetera ha fatto un po' di confusione. E poi ricordiamo che i volontari di Azzurra sono praticamente quasi nella totalità genitori che hanno vissuto sulla loro pelle, nella loro quotidianità, questo genere di problemi, per cui sono persone che, essendoci passate, non hanno mai smesso di amare così tanto che anche dopo, nel caso purtroppo di diagnosi infauste, non hanno e non smettono di dare una mano per vedere il sorriso in qualcun altro. Ed è una cosa secondo me che andrebbe valorizzata molto di più. Da questo punto di vista lei vede cambiamenti? No. Ma sicuramente si dovrà cambiare qualcosa perché la strumentazione disponibile oggi sono questi social che io faccio un po' difficoltà nel gestire perché non capisco i termini, però in qualche maniera qualcosa dovremmo acquisire anche noi, insomma, no? E qua avete però anche... Beh, insomma, si dà una mano, con la testa, ma soprattutto con il cuore, di riuscire a fare la differenza anche in questo, ma non per fare gara con qualcuno. No, credo che non sia una assolutamente, ma per appunto rendere sempre più persone, non dico felici perché è una parola grossa, però più serene, questo sì. Chi volesse, ci abbiamo alla conclusione, poi dopo daremo ancora, ricorderemo l'appuntamento dell'11 di febbraio. Chi volesse, chi fosse interessato magari anche a darvi una mano, eccetera, che cosa deve fare? Vi contatta personalmente? L'associazione direi che si avvale di professionisti, perché questi bambini, questi ragazzi, queste persone che sono affette da malattia rara devono essere seguite dai professionisti. Certo. Volevamo anche fare uno sportello di ascolto per dare una risposta alle famiglie. Non è così semplice, non è che uno può venire là e ad ascoltare la famiglia, perché deve avere anche una competenza di dare delle risposte, no? Quindi, ripeto, i casi sono gravi, gravissimi e dobbiamo appoggiarci a dei medici, dei infermieri, a delle OSS, tutte persone di questo tipo qua. È un campo delicato, però siamo visibili, Alfredo è ogni giorno presso il nostro ufficio al Burlo, esattamente, poi appunto contiamo di implementare anche la nostra presenza sui social e sul sito. E volevo anche ricordare, perché lui non lo fa, ma è giusto ricordarlo, che Azzurra, oltre a fare questo genere di azioni e portare avanti queste iniziative, contribuisce anche con la donazione di macchinari, sia al Burlo Garofalo, sia appunto, come dicevo prima, a Cattinara. Tant'è vero che nell'ultimo anno, mi piace dare i numeri in questo senso, volevo ricordare che appunto è stato dato al reparto di pneumologia di Cattinara un aiuto come la poltrona infusionale, l'ecografo. Sono arrivati per il progetto Esoma di strategie innovative per le analisi igieniche, per la fototerapia neonatale, e un pupillometro e un audiometro per il reparto Torino, sempre del Burlo. Quindi oltre ad aiutare le famiglie, anche un piccolo aiuto per l'acquisto di macchinari che sono sempre utili e preziosi. Questo è stato un anno eccezionale, un lascito veramente molto importante, dove abbiamo potuto ridistribuire tutte queste cose qua, i macchinari, una cosa che se si ripeterà lo faremo ancora volentieri. Ci dà gioia. Allora, ricordatevi l'appuntamento dell'11 di febbraio alle ore 11 in Regione, nella sala di rappresentanza, insomma quella del primo piano, la sala importante. Sì. 25 anni di Azzurra, Associazione Malattie Rare. Cosa significa ETS-ODV? Ente terzo settore, organizzazione di volontariato. Ecco, immaginavo. C'è l'etichetta. C'è l'etichetta. Allora, io ringrazio Alfredo Sidari e Roberta Vlaco, buon lavoro Grazie a tutti e due. E adesso noi andiamo in pubblicità e poi, come sempre succede in questa trasmissione, nella seconda parte cambiamo argomento. Grazie a tutti, grazie.
Allora, eccoci qua, pronti con Isabel Russinova, che è la seconda ospite, bentornata. Grazie dell'invito, come sempre. Allora, ne parlavamo prima, Isabel Russinova, devo dire la verità, con una bellissima fotografia, è inserita nel catalogo, adesso è brutto dire catalogo, insomma, No, ma in effetti è un catalogo. ma è brutto dirlo, insomma, Sì. Diciamo, fra sì, esatto. le Marianne d'Italia. Ora, Marianna è noi lo accostiamo alla Francia, eccetera, insomma, però per traslato è anche roba nostra, insomma, perché i francesi sono cugini, per cui, insomma, Certo. diciamo l'immagine che racchiude la donna, racchiude il coraggio della donna, racchiude il lavoro della donna, racchiude l'essere donna in questo preciso momento. Essere donna, essere artista, essere anche mamma, essere tutto quello che significa essere donna. Penso che ti abbia fatto piacere, insomma. No, ma assolutamente. Infatti sono stata molto, molto felice quando mi hanno proposto chiesto se avevo piacere di far parte di questa, perché ero stata scelta, diciamo, per questa iniziativa, tra l'altro molto interessante, appunto le 80 donne del nostro tempo che appunto con la loro attività hanno onorato il nostro paese. Quindi, insomma, che dire, sei felice quando sì. ti dico, insomma, esatto, perché vuol dire che quello che tu hai cercato di fare, di proporre, di produrre, il tuo impegno, la tua passione, comunque è stato recepito, è stato assorbito, è stato anche appunto in questo caso valorizzato. E quindi sì, sono stata molto contenta. Ed è stata anche un'iniziativa molto, molto emozionante alla Camera dei Deputati, con il Ministro Fontana, con tutte noi 80 donne, ognuna una diversa dall'altra, con attività una diversa dall'altra. Insomma, tra l'altro la mostra continuerà a vivere anche in altre città, non è stata soltanto dopo la presentazione ufficiale, continuerà appunto il suo cammino, il suo viaggio anche in altri luoghi. Insomma, questa è stata una cosa molto importante, anche perché coincide con il tempo, 80 donne, 80 anni, in cui appunto la donna può votare, sì, può avere il suo peso, diciamo, con le sue idee, la sua forza. Quest'anno, no? Sì, esatto. Sì, 26, 40, Quindi, 46. ecco, insomma, è stato molto interessante. C'è un dato che a me piace sottolineare, perché, parlando anche del film della Cortellesi che celebra anche il primo voto della donna, il film si chiama C'è ancora domani, e mi piace sottolineare che quel domani del film è il 3 giugno. Certo. E il 3 giugno è il giorno del mio compleanno, quindi ecco, c'è io trovo sempre il modo per infilarmici in queste cose, però devo dire la verità che insomma mi ha fatto piacere anche per quello, perché insomma quella data, tutti quanti ricordano il 2 giugno, però poi appunto nel nostro paese si vota 2 giorni, cosa che secondo me non è propriamente positiva, ma è un altro discorso, però insomma il 3 giugno le donne hanno votato per la prima volta, quindi insomma mi fa piacere anche sottolinearlo. Ed è molto importante anche ricordarlo per dare il peso giusto al diritto al voto, un diritto e secondo me anche un dovere del cittadino. Sì. E quando appunto le statistiche ti mostrano di come c'è una svogliatezza da parte degli elettori ad esercitare questo
questo diritto così agognato da chi è venuto prima di noi e che insomma è stato frutto di tante lotte, di tante... E insomma questo è un po' triste, bisogna appunto, ci vuole una riflessione su... Io racconto su sempre, e lo racconto anche il più rapidamente possibile in questa occasione, il figlio di una mia amica che quella volta studiava a Torino, in occasione di un referendum, di quei referendum che si sapeva sarebbe andato, come si dice, perso, insomma, senza... non avrebbe raggiunto il quorum, lui una domenica ha preso il treno, è venuto da Torino a Trieste, ha votato, avrà probabilmente cenato forse con i suoi e poi il giorno dopo ha preso nuovamente il treno ed è tornato a Torino. Ora, qualcuno potrebbe dire non è come andare in miniera, ed è vero, però secondo me è un senso di civismo, di responsabilità nei confronti di se stesso, del proprio paese, che io ogni qualvolta posso sottolineo, perché... No, ma assolutamente, ma vedi Umberto, il fatto è che noi stiamo vivendo veramente un momento molto delicato, Sì. molto importante, molto difficile e anche molto doloroso. Lo stiamo vivendo e quindi ognuno di noi, attraverso la consapevolezza di ognuno di noi, insomma. Però credo che sia molto importante cercare di riprendere in mano noi stessi, cioè cercare di capire che diciamo, noi, umanità, abbiamo una grossa responsabilità, un grosso peso e siamo molto preziosi per noi stessi. E quindi ecco, questo nuovo umanesimo che noi dobbiamo cercare in tutti i modi di ripristinare, di ritrovare, ed è un po' anche, ti confesso, anche una mia battaglia. Cerco in tutte la mia attività, insomma, di attrice, di scrittrice, di operatrice culturale, di sottolineare l'importanza di questo aspetto. Per esempio adesso sto portando avanti anche una serie di appuntamenti per ribadire di quanto, per esempio, il cinema indipendente... Ecco, volevo arrivare sia anche a questo, magari, esatto. Anche perché poi c'è una cosa che in realtà volevo trattare magari rapidamente, perché preparandomi anche un pochettino, leggendo questa... c'è un brano di una canzone di Giorgio Gaber che in questi giorni mi viene in mente, però ribaltato. Lui diceva libertà e partecipazione, io ribalterei a partecipazione e libertà, insomma, no? Credo che come parecchi di noi, quelle immagini della risiera semivuota per la commemorazione del 27 gennaio sono appunto immagini scioccanti per certi aspetti. Molto tristi, doppiamente tristi. Ecco, doppiamente tristi. Volevo proprio chiedere a te un'opinione sulla base anche poi di tutte quelle che sono le tue esperienze, anche, come posso dire, del tuo essere. Ma guarda, io lo sai, da anni cerco di concentrarmi proprio sulla valorizzazione e l'importanza della memoria, del femminile, del non dimenticare, della storia, perché veramente se noi non conosciamo la nostra storia, come possiamo immaginare un nostro futuro? È impossibile. Quindi diciamo è un impegno mio, proprio è un'urgenza mia, quella di continuare a proporre, a ricercare tematiche e aspetti che ruotano appunto intorno all'importanza della memoria. Vedere quella scena così appunto doppiamente triste, che cosa ti fa pensare? Che troppo velocemente ci siamo allontanati da tutte quelle che sono le cose fondamentali per il nostro futuro, la conoscenza, sì, la concentrazione rispetto ai giovani della loro formazione, il rispetto
appunto della storia e della memoria di che sono appunto la base della nostra. E poi appunto l'ignoranza, noi dobbiamo combattere continuamente questo morbo terrificante che non può far altro che come dire, minare il nostro futuro. Indro Montanelli diceva che l'Italia rischia di non andare da nessuna parte perché noi siamo un popolo di contemporanei che non hanno alcun interesse a scoprire quello che sono stati ed è la base di tutto, tra l'altro. Allora, ecco, poi non ti tiro per la giacchetta, io ritengo io ritengo anche che però un momento come quello del Giorno della Memoria debba essere anche ripensato a livello di cerimonia. Non si può proporre una cerimonia uguale a se stessa di anno in anno, bisogna in qualche modo, è un brutto termine, spettacolarizzarla, creare attorno a quell'appuntamento qualche cosa di diverso ogni anno che dia veramente il senso di quello che è stato. Qualche lettura, qualche brano musicale, qualcosa... Sì, questo assolutamente, questo però sta un po' alla sensibilità di chi organizza appunto queste manifestazioni, queste ricorrenze. Certo, diciamo, noi adesso stiamo perdendo tutti i testimoni e questo è sarà una grande mancanza. Però è curioso che poi dopo chiudiamo perché sennò ci abitiamo attorno. È curioso che in questi 25 anni in cui si è commemorato il Giorno della Memoria in Lisiera non si sia mai pensato di far parlare qualcuno dei testimoni. È una cosa che non riesco a capire, ma insomma usciamo. Anche questo diciamo fa parte appunto della sensibilità di chi appunto organizza. Sicuramente per come dire, raccontare e interessare su fatti che riguardano la nostra storia, la nostra memoria, certamente bisogna lavorare con molta attenzione, soprattutto per interessare i giovani, le giovani generazioni. Le giovani generazioni, i giovani hanno bisogno e poi loro sono... sicuramente sarebbero anche ghiotti di avere a disposizione in maniera diciamo attrattiva e affascinante narrazioni di questo tipo. Naturalmente il problema è sempre lo stesso, viviamo in un'epoca dove si corre troppo, dove la passione non è considerata, dove sono considerati in maniera troppo sottolineate dai concetti superficiali, tutti legati sempre soltanto ai soldi, alla finanza proprio, no? Quindi, mentre io lo dico sempre ai miei figli, pensate di appassionarvi alle cose che fate, continuate ad abbracciare la passione in ogni cosa che pensate che fate, perché attraverso questo avrete delle soddisfazioni, anche economiche. Ma se i giovani il primo pensiero è soltanto che cosa guadagno, che cosa faccio, cioè non si va da nessuna parte. Allora, parlavamo appunto del cinema indipendente in questo senso. Poi io riflettevo anche per quella che poi è anche il tuo percorso professionale, no? Che è passato, è inutile adesso andare a fare disco ring, sappiamo tutti quanti, no? Conosciamo, e questa attenzione a prodotti, non voglio dire più di nicchia perché non è esatto come definizione, però diciamo così, questo andare alla ricerca di prodotti importanti, è brutto dire di prodotti, di produzione, sì, prodotto sembra più una roba da scaffale, di produzioni importanti, cioè di qualche cosa che
impegni in un determinato modo, dà conto, secondo me, anche di un'attenzione a quelle che sono probabilmente le tue esigenze interpretative, le tue esigenze di comunicare più che al mainstream. Allora, sono concetti molto diversi. Io ho avuto la fortuna di iniziare, diciamo, il mio percorso da molto giovane e di affrontare diversi linguaggi, sempre da protagonista, in maniera diciamo importante. Ho fatto la modella, ho fatto la direttrice di moda, ho fatto la televisione. Ho fatto una televisione in cui una televisione anche diciamo tra virgolette innovativa, perché il Disco Ring diciamo, era un po' era un programma diciamo molto moderno, lo è ancora adesso. Sì, se vai a recuperarlo. E raccontava appunto questo poi condotto da 3 donne, cioè, sì, quella volta era esatto, tutto il mio percorso anche televisivo, poi Linea Verde, questo mio grande interesse che è tuttora molto, molto forte appunto per tutto quello che è legato alla natura, all'ecologia, eccetera, eccetera, eccetera. Ma insomma ho avuto la fortuna di, anche perché l'ho cercata, no? Anche esattamente. Diciamo di incontrare, di affrontare sempre nel mio percorso momenti molto importanti e anche molto costruttivi. Ora stiamo vivendo un altro mondo e un'altra cosa. Diciamo, i social, internet hanno aperto un altro tipo di percorso. Quello che resta però e che è importante da sottolineare, sul quale io mi sto impegnando, è che sia il teatro che il cinema, cioè il linguaggio indipendente, non è alternativo a quello industriale, mainstream. Anche perché se basta guardare i film, adesso so che i film vincitori degli Oscar degli ultimi anni, si capisce che è cinema che non ha niente a che fare con le grandi, con le grandi case. Sì. Esatto, il cinema indipendente è io dico sempre una filosofia, cioè l'urgenza di un autore di raccontare un fatto, un personaggio, un momento, anche privato, in maniera autentica, libera, senza condizionamenti, lacci, senza condizionamenti. Il mainstream che cos'è? Essendo un cinema, questo parlo anche del teatro, diciamo, industriale e quindi legato a un'esigenza proprio finanziaria, deve sottostare anche a delle leggi legate a questo. Quindi algoritmi, quindi delle regole proprio di narrazione, questo si può, questo non si può, questo si deve, questo assolutamente, questo no, per carità. Il cinema indipendente no, è libero, contro però quelli hanno diciamo molte più possibilità economiche. Sì, però alla lunga mi pare che il discorso ormai stia anche un po', non c'è più nemmeno la certezza appunto, i blockbuster che sono come dire, l'esempio più classico del mainstream, non sono più prevedibili. Quindi significa che qualcosa si muove, anche perché secondo me sempre di più lo spettatore che vada a teatro o che vada al cinema non vuole uscire con delle risposte, vuole uscire con delle domande. Il mainstream ti dà risposte a domande che magari nemmeno ti fai. Il cinema e il teatro indipendente, il cinema fa in modo che tu esca dalla visione di un film o da uno spettacolo teatrale che magari non ti è piaciuto, perché magari non ti è piaciuto. Io ho visto un film indipendente domenica che mi sono messo le mani in quei poco di capelli che avevo,
ma però ce l'ho in mente, quindi Certo. ci lavoro sopra. Esatto, quindi qualcosa ha ottenuto. A qualcosa ho ottenuto. Esattamente. Ed è questo Certo. E adesso, secondo me, anche grazie, per esempio, non so, c'è questa piattaforma che si chiama Mubi, dove tu puoi vedere parecchio cinema indipendente che magari per tutta una serie di ragioni non passa in tutte le sale, però su Mubi ce l'hai e ti rendi conto di come il percorso narrativo sia il più vario possibile. Assolutamente, ma infatti è proprio questo. Il cinema indipendente è frutto di un pensiero libero. Sì. Quindi è questo che va salvaguardato, cioè perché- tutto quello che è pensiero libero, mentre diciamo il cinema industriale ha altre regole, non è né più bello né più bello, sì, brutto, no, è diverso. È un altro tipo di... Mentre parliamo, regia, facciamo passare queste immagini che noi abbiamo che si riferiscono al tuo docufilm No, questo si riferisce, sai a cosa? Questo è Duse. Che cos'è? È il trailer del mio spettacolo dedicato alla Duse. Ho capito, sì, Sì, dovevo chiederlo però prima. io quasi tutti i miei progetti teatrali, oltre a farli muovere, diciamo, nel mio repertorio di teatro, sono anche momenti audiovisivi. Sì, sì. E quindi ecco perché. Ho fatto un po' di confusione. Indipendente anche questo. Tra l'altro poi c'è il grande rischio, torno molto volentieri su questo ogni tanto perché mi ricordo che uno dei temi che io ho fatto alle superiori dove presi 9 era proprio sul rischio che tutto ciò che nasce come avanguardia, nasce come qualcosa di poi venga fagocitato dall'industria. E quella volta uscì, mi ricordo ancora, era il 1980, quindi ero in prima liceo, terzo anno, e uscì il film di Cassavetes, Gloria, che era il primo film di Cassavetes però industriale. E quindi ebbi buon gioco, quindi la mia professoressa Caranfa, fu molto sorpresa da questo mio exploit, e quindi è un argomento che mi piace perché torno... Beh, Cassavetes Cassavetes. è diciamo, assolutamente uno degli esponenti del cinema indipendente più interessante, un mito. Poi raccontava anche le Un donne in mito. maniera, avendo anche a casa un'ispiratrice come Gina Rowlands. Beh, Gina Rowlands, che- loro due, insomma, e devo dire che anche il figlio... Sì, un- è rimasto esatto, non è stato un inglobato, indipendente diciamo molto, così. molto, molto interessante. Invece, e poi dobbiamo... Ah, c'è andato veloce. C'è una cosa che non avevo mai analizzato, magari possiamo incominciare poi la prossima volta che ci vediamo, Sì. la portiamo avanti, cioè anche quanto nel tuo lavoro siano importanti le origini. Io vedo che tu hai un mix di origini che è molto triestina anche, insomma. Beh, no? sì, insomma, Se Trieste, vogliamo... esatto. Noi abitiamo proprio in un luogo di crocevia di ogni cosa, no? Ed è la nostra Religiosa. fortuna. È la nostra fortuna, esattamente. Quindi sì, assolutamente. Questa è una grande ricchezza. Una grande ricchezza, prima di tutto perché noi siamo abituati comunque alla diversità e la leggiamo così come deve essere letta, come una ricchezza. Cioè ognuno è assolutamente diverso dall'altro, ma nell'insieme siamo assolutamente uno uguale all'altro. E quindi appunto il fatto di aver sempre sentito parlare tante lingue, Sì. di avere nella mia famiglia mia madre appunto era ortodossa, mio padre è cattolico, insomma c'era, si pregavano, tanti, si andava in diverse tanti riti, chiese, sì, esatto, a diversi riti, eccetera. Però ecco, tutto questo è molto interessante anche perché poi ti permette di guardare le diverse culture in maniera familiare, Sì, no? questo... sì. Che è molto importante, cioè tutta la cultura balcanica, la cultura mitteleuropea, Che è la cultura nostra. adriatica,
è parte esatto, della nostra. E io ti devo essere sincera che ce l'ho talmente tanto dentro che oltre a continuamente frequentarla, perché sono molto interessata a seguire i nuovi registri, le nuove tendenze, tutto quello che succede, diciamo, nel mondo appunto balcanico, adriatico, mitteleuropeo, ma sono molto orgogliosa anche di esportarlo, quindi cerco sempre, insomma, di valorizzare questa. La prossima volta parte. partiamo da qua allora, visto che oggi abbiamo un po' divagato, insomma, per il resto mi chiamo da solo il dottor Divago, per cui meglio che lo dica io. Grazie Isabel per essere stata con noi, buon lavoro. È un grande piacere parlare con te, stare qui ci vediamo alla prossima. Ci vediamo invece domani è il venerdì è la giornata in cui noi di default ci dedichiamo a cultura e spettacolo, quindi ci vediamo alle 17:55.